Hello. È la prima parola in inglese che ha imparato e ci saluta così. Il piccolo Joe è tornato a casa per qualche giorno. Bisogna fare il visto per la sorellina Miriam, che ha ottenuto una borsa di studio e potrà andare a scuola a Miami, mentre lui nei prossimi mesi affronterà la parte più intensa della sua fisioterapia. È dura perché non è una passeggiata, però ci sta dando tante emozioni ogni giorno. Giovanni ogni giorno si sta dimostrando il campione che è. Sta superando la fisioterapia non con poca fatica e non con poco dolore, però lo sta facendo ogni giorno con la speranza di poter giocare a calcio. Joe è euforico, corre, gioca in giardino e ci racconta che a Miami ha conosciuto due piccoli amici, Simon e Tain. Insieme a loro affronta quotidianamente il lungo percorso di cure e operazioni che lo porterà a camminare normalmente con entrambe le gambe. In questi mesi è cresciuto e tra pochi giorni compirà 3 anni. Ormai è diventato bravissimo e ci aiuta addirittura ad intervistare mamma Erika. Come sta andando? Sta andando tutto benissimo. La fisioterapia continua, il secondo intervento è stato fatto il 12 settembre e ha portato degli ottimi risultati perché Giovanni adesso piega la gamba a 90 gradi. Il dottore ha deciso di anticipare la rimozione del fissatore al 12 dicembre anziché a fine dicembre, in quanto appunto è entusiasta del risultato. Però Giovanni dovrà dimostrare al dottore entro il 12 dicembre di poter camminare senza questa barra che gli blocca il ginocchio. Ce la fai, vero Giovanni? Sì. Molti gli amici che hanno voluto salutarlo in questa sua breve visita. C'è Luca, il panettiere di San Martino di Lupari, che ha creato per lui i famosi biscotti che hanno contribuito alla raccolta fondi e che ha raccontato la loro amicizia in un libro. E ci sono anche i campioni del Cittadella Calcio, Manuel Iori e Alberto Paleari, che hanno voluto abbracciare a tutti i costi il piccolo Joe. Siamo contenti di averlo qua, l'abbiamo salutato volentieri e adesso cercheremo di aiutarlo per farlo tornare là un po' più sereno. Adesso cercheremo in tutti i modi di aiutarlo appunto a ritornare nel nostro campo e fare gol con noi. E dopo questo pieno di energia casalinga, il nostro piccolo campione è pronto a ripartire per l'America ed affrontare le terapie in vista del grande traguardo di dicembre. Ciao.